Va ora in onda O Salotti Ronnandonia. Signori, c'è un gradito ospite. Assettatevi e pigliatevi un bello caffè. Tu sai soltanto dicere che no, sia c'era ben tutte cose come male, una rasatella e due parole pare, e sta tristezza mi non sai capire. Tu tieni tanta gente sempre attorno, invece vaga solo sbariando. Ti voglio bene, non mi metti scuro, tu dico zitto zitto, sospirando. Se non so più chi le note, se ne so giù dell'ora per essa a te, ma il cuore non si cambia, non si vuole, e te va sempre bene piccere, o braccia sotto braccia piccere. Passi anni in da villa e fari viere, dammi una surte che sta primavera, caloce come sole in fronte a te, e mo cantina a me che si addormuta, coppa una pancarella e sto giardino, con mano al cielo spiere sempre dolore, tutta l'anima mia che sta vicino. Che fa se non so più chi le note, se ne so giù dell'ora per essa a te, ma il cuore non si cambia, non si vuole, e te va sempre bene piccere. Ma il cuore non si cambia, non si vuole, viene d'intasti braccia piccere. Bene, buongiorno a tutti gentili radioascoltatori. Io ho il piacere di presentare un cantante che sta a pieno diritto tra i grandi della canzone napoletana. I suoi dischi non si contano, credo di poter dire che ha inciso intorno alle 1000 canzoni, pensate. Abbiamo il piacere di avere il nostro ospite, lo sarà per l'intera settimana, Mario Trevi. Buongiorno e benvenuto a Radio Amore e i migliori anni, Mario. Buongiorno a tutti quanti voi, io Mario Trevi sono contentissimo di stare in questa radio perché è una radio che fa molto, anzi moltissimo per la nostra bella città e il nostro patrimonio della nostra bella canzone napoletana. Buongiorno a tutti. Grazie, benvenuto ancora a te, Mario. La tua carriera inizia negli anni 50, quando inizi a prendere lezioni di canto con il maestro Attilio Staffelli. Voglio ricordare che era autore di alcune canzoni, tra cui E Zuccolillo, ed era docente a San Pietro a Maiella, quindi hai cominciato a cantare con un maestro di prim'ordine. Niente, io sono stato veramente un grande fortunato, diciamo, ad avere il grande maestro Attilio Staffelli, perché lui non faceva scuola a nessuno, e siccome che poi tramite un grande amico mio che era
del mio paese conosceva una soprana che si chiamava Ria Dastis, e così io andai a casa di questo grande maestro e lui mi disse: ma tu lo sai che prima di essere un cantante ed avere una bella voce devi essere una persona seria, un galantuomo, una persona d'onore. Ma sai, io sono del 41, praticamente ero un ragazzino, mi presentai a casa sua con i pantaloni corti, sai, perché avevo 13-14 anni. Era l'età del passaggio dei pantaloni corti ai lunghi, in effetti, in quel periodo. E allora lui, quando mi ha visto, ha detto: ma tu vai a scuola? Dico: certamente vado a scuola. Dice: e lo sai che ti dico? Ti dico che io sarò il tuo maestro, ti insegnerò a fare l'artista, a fare il cantante, perché sei un simpatico. Io gli baciai la mano e lui si mise a ridere e disse, vicino alla moglie, disse: hai visto come è intelligente questo ragazzo? E mi mettette nome o zingariello. Questa è bellina veramente. Poi le tue prime apparizioni di rilievo alla festa di Piedigrotta, che voglio ricordare all'epoca era una specie di festival, anche quello, la Piedigrotta ha radici storiche come occasione canora, in effetti. Sì. E all'età di 17 anni già hai cominciato a scalare il successo ed hai inciso le prime canzoni che erano quelle che erano state lanciate da Sergio Bruni. Ti faccio una domanda a bruciapelo. Quando ti si definisce il Massimo Bruniano, tu come la pigli? Ma sai, io ti dirò che quando ho sentito le prime volte di dire: ma guarda che dopo Sergio Bruni ci sta questo Mario Trevi, io mi sono un po' meravigliato, perché ho detto: sai, tu devi sapere che io faccio il cantante perché mi piaceva tantissimo Sergio Bruni, e sai che ognuno di noi ha sempre una persona la famosa chimera, va bene? Sì. Come per esempio Totò, insomma, se andiamo a vedere nella storia, abbiamo Gustavo De Marco, Sì, difatti. che praticamente poi Totò, insomma, diciamo che ha preso Si qualcosa, ispirò a lui, esatto, sicuramente. e che poi ha messo fuori tutta la sua grande arte. Passo tempo suonando l'amore, soltanto l'amore, e non s'arrende sto cuore pensando, aspettando a te. Ora per nata fredda, se l'accarezzo sole, ma lo sole mia dove stai? Vieni manzonna, sì, vieni manzonna, non lasciata, fammi impazzire insieme con te. Ma paro bene che si tornata come una volta abbracciata con me, amore, amor mio, sento ancora in te bene, o desiderio bene, dammi la mano, dammi il cuore, io voglio solo a te. Vieni manzonna, sì, vieni manzonna, ti voglio dire, io sono mio, sì tu. Facimmo pace non porto passato, c'è stano di mano. E con te giurano, soffrendo, volendo soltanto a te. Sta
c'è sta l'amore, e amore, l'amore mio sei tu. Ma paro vero che si tornato con mano volta abbracciato con me, amore, amore mio, sento ancora di te bene, tuo desiderio bene, dammi la mano, dammi il cuore, io voglio solo a te. Vieni manzonna, sì, vieni manzonna, te voglio dire, oh solo mio sei tu. Voglio suonare insieme con te, voglio suonare amore, amore mio. State ascoltando O Salotti Ronnandonia. Quanto mi sono sentito dire che dopo Bruni c'era questo Trevi, bontà del popolo certamente. Beh, certo. È chiaro che, sai, ho incominciato a dire, oh, ma qua il fatto è serio. E mi sono meravigliato ancora di più quando mi hanno chiamato per fare il Festival di Napoli. E mi hanno detto, tu devi cantare con una certa Milva. E cantammo Mare Verde insieme. Io mi misi paura, perché poi il mio discografico mi disse, senti, questa sarebbe la prova del 9. Se tu canti con Milva e riesci ad ottenere successo e la gente ti ascolta e si compra il disco, abbiamo vinto la guerra. E così è successo. Sarà stata una fatalità, sarà stata una cosa perché Dio così ha voluto, sarà stata perché la canzone era bella, sarà stata perché il festival veramente, quello era il Giugno Canoro per la verità. E addirittura abbiamo preso il secondo premio. Ecco, a me piacerebbe puntualizzare questo. Tu eri passato, diciamo, dal Festival di Napoli già dal 60 con Canzone Antica, sì. che abbiamo ascoltato all'inizio proprio della trasmissione. Che cantai con Franca Raimondo. Ecco, che era una cantante che aveva vinto Sanremo. Certamente. Ma quello che mi piace sottolineare è che nel 61 con questa canzone Mare Verde vi è un vero e proprio un boom, cioè il tuo successo è clamoroso, perché appunto raggiungi il secondo posto dietro a Nunzio Gallo che cantava Credere, però la storia, diciamo, assegna alla canzone che tu hai cantato sicuramente il primo premio morale, come suol dirsi, perché hai venduto più dischi di tutti e nello stesso tempo diciamo che è una gran bella canzone scritta, bisogna dirlo. Voglio sottolineare una cosa bella, perché anzitutto io veramente tengo sempre nel mio cuore tutti i grandi artisti che adesso non ci sono più, incominciando da Bruni a finire non so, a Nunzio Gallo, a Murolo e tantissimi altri. Ma Nunzio quando ha vinto con Credere e io ho vinto con Mare Verde assieme a Milva, lui dopo 5-6 giorni mi telefonò, perché noi eravamo amici, e mi disse, oh, ma con me qua la vendita dei dischi e Mare Verde non Credere. E perché, scusi, noi siamo il primo premio? Dico, beh, significa che il popolo ha voluto così, ha decretato diversamente. Il popolo è sovrano, non dobbiamo mai discutere questo. E diciamo che non è l'unico, né è stato il primo caso in cui una canzone non vince e poi vince attraverso i favori del pubblico. Sì. Voglio sottolineare che il testo era scritto dal grande Giuseppe Marotta, quindi anche questo era un valore aggiunto a quello che già vale la canzone. Però voglio dire, Mare Verde è uno di quei casi di canzone definibile evergreen, perché in effetti Mare Verde è stata sempre cantata ed è cantata. Io so che vi sono una marea di incisioni di questa canzone, vero Mario? Sì. Anche Mina mi pare che l'abbia incisa. Sì. Mina è incisa anche indifferentemente. Vabbè, insomma, questo sicuramente. Poi parliamo dopo. Poi ci arriviamo dopo. Intanto noi ce l'ascoltiamo
chiamo Mare Verde. Sotto cielo d'estate e questo mare verde senza fine suona la vita mia più carnale e gentile. Tu cammina con me, l'ombra da vesta ma ti spoglio solo. Si d'ora come grane, tremane passione. Stregna stimmare e mare verde ci incanta e ci perde abbracciata così. Un bosco dorme e canta la sorgente. Scrutare sotto la montagna, va sbariando come vento, una parola che là. E questo mare verde senza fine suona da vita mia più carnale e gentile. Tu cammina con me, l'ombra da vesta ma ti spoglio solo. Si d'ora come grane, tremane passione, ta stregna stimmare e mare verde ci incanta e ci perde abbracciata così. Ci perdimmo per sto mare verde, sto mare verde.
Bene, allora dopo aver ascoltato Mare Verde, che è stato un grandissimo successo, Mario era giovanissimo, insomma, diciamo la verità, aveva 20 anni quando è andato diciamo al primo posto delle classifiche, quando ha spopolato, quindi voglio dire, chi dice ma Mario è stata un'eternità, sì, ma Mario ha cominciato talmente presto ad avere successo che permettete, insomma, non è poco. Ancora partecipazione alla Piedigrotta, e voglio sottolineare una cosa: nel 1962 la Piedigrotta era un vero festival, perché in effetti fu fatto a fine dicembre di quell'anno, e c'erano tantissimi, diciamo, cantanti, voglio dire, non era sicuramente seconda, mi pare che quello sia stato anche l'unico anno in cui non hai partecipato invece al Festival di Napoli, ma hai partecipato a quello e hai vinto con una canzone Mandolinata Blu, cantata anche da Emilio Pericoli. Allora un grande artista, questo Emilio Pericoli, era un cantante fisso della radio televisione italiana. Io quando mi mettevano accanto a un cantante di questo calibro, tipo Milva, Pericoli, Villa, Dorelli, eccetera, io avevo veramente una tremenda paura, perché sai, ero giovane, ero un ragazzo che veniva dal paese, ero in mezzo a questi grandi mostri, perché se noi andiamo a vedere tra me e questi grandi artisti ci sta una differenza di 20 anni. Per esempio, mentre che Bruni, quando io avevo 20 anni, lui ne aveva 40, perché lui era del 21, io del 41, e così via con tutti gli altri. Certo. E allora per me era veramente, non so, portare una montagna addosso. E come infatti il mio discografico, il presidente Grigor Mintancian, che era il padrone della Durium, mi disse: ma io sai perché faccio queste cose? Per vedere la tua forza dove arriva. E io dicevo: no, signor Mintancian, non è la mia forza, è che il pubblico mi vuole bene, le canzoni sono belle, io non faccio altri che sono un grande appassionato della nostra bella città, perché diciamolo pure, andò, noi stiamo a Napoli, si dica quel che si dica, ma Napoli è sempre bella, Napoli è la vita nostra, Napoli praticamente quando tutto è nero ci sta quel che lo raggi di sole. Bisognerebbe dire, nonostante tutto quello che facciamo per deturparlo, la Napoli sembra di una bellezza che non sfiorisce. Ma guarda Andò, noi in tutte le famiglie ci sono dei problemi, però questo fatto che quando tu apri la finestra della tua casa e vedi che sto raggi di sole, mi pare che il cuore si apre in un'altra forma. Mi pare come se, per esempio, non ti dico di essere un miliardario, ma di essere uno contento, che dice ma che mi importa di quelli che ci circonda, però che stiamo a Napoli. Pensa che io ho letto in un libro che i famosi, diciamo, romani, gli antichi romani, venivano a villeggiare a Cuma. Assolutamente a Baia. Nella zona di Pozzuoli. Ma ti rendi conto che Giulio Cesare si partiva a Roma e veniva, insomma, e mica era nescebo. Cicerone aveva la villa qui a Baia, come tanti altri, anche gli imperatori avevano le loro ville imperiali. E l'altro al Lago Patrio, dove abito io, insomma, come si chiama quello lì? Quello era l'Eternum, quella zona, lì c'era Scipione l'Africano, che si ritirò praticamente. Che abitava lì e hanno scavato e hanno trovato veramente, diciamo così, la città, la città di questo personaggio. Dunque è il nostro clima che praticamente attacca tutti. Pensi che io volevo andare ad abitare in America, no? Perché ho una figlia in America e un'altra in Inghilterra. Questo non lo sapevo. Una esattamente a Phoenix in Arizona e un'altra poi abita a Windsor, dove la regina va a fare il weekend il sabato e la domenica. Ma quando sono andato lì e a Londra e in America, ma sai che mi si è fatto un nudo alla gola, come se per esempio dire: ma tu che ci fai qua? Hai sentito il richiamo della sirena? So, è il virus che abbiamo noi, che non possiamo stare lontano dalla nostra bella città più di un mese. L'avrai cantata anche tu da Napoli, non si può stare. Tutto abbiamo cantato. Ma come mi spieghi, ecco, che poi molti artisti napoletani invece vanno via? Addirittura Edoardo indubbiamente era esasperato, ma disse: fui da Venna. No, guardi, io per l'amor di Dio, tanto di cappello, tanto di rispetto per questi grandi, ma chi è napolitano a Napoli non se ne va. Perché significa che tiene un cuore, non so se è napoletano o se dice di Roma o di Reggio Calabria. No, chi è napolitana tiene un cuore napolitano, a ca non si muove nemmeno se tu lo ammazzi. Soffre ma non va via. E l'ha detto a Mario. Sì. Quando la canzone dice da Santa Lucia lontana, dice
chi è nato a Napoli ci vuole morire, morire, ragazzi, ci allora vuole mica questo è pazzo. Abbiamo un poco la storia, anche un poco, come dire, oleografica di Gilda Mignonette, insomma, quindi voglio dire, sono tante le cose che ci portano a ribadire questo concetto. La Mignonette stava per morire e non vedeva l'ora che questa nave entrasse nel porto di Napoli, perché diceva già morì a Napoli. Sì. E dunque, perciò è vero che ci abbiamo delle brutture, ma a noi non ci interessa, noi siamo l'altra Napoli, la Napoli pulita, la Napoli per siamo bene. nati per soffrire e per combattere. Certo, ci dispiace di questa povera gente, perché anche loro devono sopravvivere, perché non sanno che fare e non hanno un'educazione nemmeno dai loro genitori, ma di questo qua a noi non ci interessa solo che noi siamo delle persone per bene della nostra bella Napoli, che io adoro immensamente. Mario, ti voglio fare un'altra riflessione. La formula della canzone del Festival di Napoli, cantata da un artista locale, da un ospite nazionale o internazionale, era a mio parere bella, indovinata, tanto che anche il Festival di Sanremo adottò questa formula facendo cantare un italiano e un big straniero. E perché, ecco, voglio dire, poi oltre la formula si è pensato di distruggere questa bella risorsa che era il Festival di Napoli? Ma vedi, Antonio, tu sai che Sanremo mantiene sempre il suo passo, perché ci sono, il comune, il sindaco con la giunta comunale, che in prima persona, non appena è finito il Festival di Sanremo, il giorno dopo già incominciano a programmare il Festival del 2014. E allora, se noi a Napoli avessimo il sindaco, questo, quello, quell'altro, chiunque esso sia, io non ho preferenza per nessuno, e la giunta comunale mettesse a disposizione il cervello per poter fare il Festival di Napoli, come si faceva una volta dal Teatro Mediterraneo, con queste grandi orchestre come io ho cantato e ho provato, con i vari Giuseppe Anepeta, con i vari Luigi Vinci. Mi ricordo addirittura che è venuto Cinico Angelino a Napoli, che andava in cerca di Giuseppe Anepeta, e dice: no, io devo baciare la mano a questo grande artista perché è veramente un grande. Ricordo anche Gorny Kramer che veniva a dirigere le orchestre, come no. Voglio dire, c'erano presentatori importantissimi, poi ne parliamo nel corso Se io e te facessimo, il sindaco e il vice sindaco a Napoli, l'indomani mattina già noi metteremmo a disposizione del denaro per poter fare il Festival di Napoli. Assolutamente d'accordo. Perché devi sapere che gli artisti, basta che tu gli fai sapere che ci sono 3 serate, in prima serata, che si chiama Festival di Napoli, vengono anche da Hong Kong. E questa è una cosa molto importante. Tu sfondi una porta aperta, perché io sta cosa la penso sempre, non ci posso pensare, scusa il gioco di parole, perché effettivamente noi abbiamo delle risorse culturali, il Festival di Napoli, la Piedigrotta e tante altre cose sono risorse culturali che andrebbero rimesse in gioco, secondo me potrebbero agevolare questo flusso turistico, se si vanno a incardinare date con i flussi dei turisti qui. Ma comunque, di tutto questo ne parliamo nei prossimi giorni, perché è il momento di salutarci, Mario. Io ti ringrazio di essere stato con noi. Ovviamente voglio ricordare al pubblico che Mario Trevi sarà nostro ospite fino a venerdì, quindi ti do appuntamento a domani alla stessa ora. Arrivederci, ci vediamo domani. Pagine musicoci, corda argento sui raggi da luce, coppallone vicino e lontano, voce d'angelo sente cantare, solo che sta musica e poi niente più. Mandolina di Napoli, mandolinata blu, mentre tinta nottata sta mandolinata sospira per te, con più dolce che suona, tu ti suona con me, per una strada d'argento che stonno lucente ci partono
catene d'amore, sti capelli lumante lucenti, frunni rose, sta bocca innocente, che mi rimase e sospira per me, tutte stelle di Napoli, se mi guarda tu, amore mio si specchia dinta chi stucci blu. Una strada d'argento che stonno lucente ci portano in dinda mare sperduto ci dormiamo abbracciati mentre dinda l'estate sta mandolinare sospiro per te. Mandolinata blu, mandolinata blu. Avete ascoltato O Salotti e Ronnandonia. Appuntamento al prossimo ospite.